Non può sbagliare il Cus Palermo che ospita tra le mura amiche il Drago Acireale dopo il KO di 2 settimane fa, netto e poco discutibile. Contro il Villauria Monreale la formazione di coach Isgro deve rialzare la testa e cerca di farlo contro un'altra siciliana di questo campionato di Serie B. Sono però gli ospiti a partire meglio con la prima palla gol subito per Lombardo. Bravissimo Lo Piparo a respingere, a difendere il primo palo. Ancora però la squadra granata che ci riprova con una conclusione dalla distanza ancora di Lombardo, respinta questa volta in volo d'angelo da Lo Piparo. Prima uscita in fase offensiva da parte del Cus Palermo con la conclusione di Cosano che viene respinta dall'estremo difensore accese. Ancora la squadra di Isgro con la manovra ancora avvolgente sul lato sinistro. Altra conclusione, questa volta la parata è con i piedi col tentativo rasoterra di Dell'Aria. Momento propizio per il Cus Palermo che cerca di spingere. Ancora una conclusione, ancora un intervento col piede, questa volta sul tiro di Guarino. Poi torna a farsi vivo il Drago Acireale con questa azione improvvisa, servizio per Tomarchio davanti a Lo Piparo, colpisce il palo ed è forse questa la sveglia per la squadra ospite che poi va in contropiede, segna il gol dello 0-1 con Cantarella. Un 2 contro 0, non può nulla Lo Piparo, passa in vantaggio la squadra accese che dunque sblocca il risultato al 9° minuto del primo tempo. Poi non riesce la reazione al Cus Palermo che qui con Raffagnino vede gli avversari andare ad un passo dal raddoppio, avversari che recuperano il pallone. Ancora Lo Piparo, questa volta sul tentativo di Sciacca. Poi la punizione da parte di Cosano che piega le mani al portiere del Drago Acireale e al 15° minuto pareggia. Il Cus Palermo si scrolla di dosso le paure, le incertezze, anche qualche critica a Cosano. Pareggia la squadra di Isgro che cerca di reagire dopo aver trovato finalmente il gol. Qui addirittura Lo Piparo in scorribanda offensiva va a calciare col destro, non ci va lontano, sfiora la traversa Lo Piparo. Poi ancora Cus che qui recupera il pallone con grammatica e sarà proprio l'ex 89ers servito da Guarino a cercare l'esterno sinistro. C'è una deviazione che toglie la palla dalla porta e con le immagini girate da Pietro Piazza passiamo al secondo tempo con la prima occasione per Tomarchio che impegna Lo Piparo in uscita. Poi cerca di venire fuori il Cus ma sbaglia ancora Lo Piparo, strepitoso sulla respinta ancora su Tomarchio. Ma poi l'azione successiva è quella che porta in vantaggio ancora il Drago Acireale con Lombardo tutto solo sul secondo palo. Ancora avanti la squadra granata che viola nuovamente la porta cussina, cerca di reagire il Cus Palermo con questa azione manovrata sulla destra. Il pallone in qualche modo arriva Dell'Aria che non riesce a indirizzare verso la porta e sfiora il 2-2. Arriva però invece dall'altra parte dopo una bella uscita di Lo Piparo la rete del 3-1 firmata da Cantarella, doppietta personale per il numero 22 che vuole sentire l'incitamento dei tanti spettatori giunti al Palacus direttamente da Acireale, e la rete dell'1-3 cerca in qualche modo il Cus Palermo di venire fuori da una situazione complicata e lo fa sempre e solo con Cosano. Gran giocata personale, poi conclusione sul primo palo che lo fa disperare perché esce davvero di pochissimo. Poi dall'altra parte Svierkowski con un erroraccio in fase di impostazione del Cus colpisce il legno. Dall'altra parte Quinario cerca di inventare qualcosa, il servizio è per Dell'Aria che davanti al portiere non riesce a realizzare il 2-3. Poi dall'altra parte rinvio proprio dell'estremo difensore, lo svarione difensivo del Cus e ci pensa con il 4-1 Lombardo. 1-4 dunque per il Drago Acireale. Crolla ancora una volta il Cus Palermo che ha un paio di giri di lancette dalla sirena finale, concede anche tiro libero per questo intervento di Dell'Aria. Dal dischetto del tiro libero si presenta a Lombardo che dopo il fischio del primo arbitro prende la rincorsa e va a calciare. Lo Piparo col piede la mette fuori ma è soltanto rimandata. La gioia per il quinto gol del Drago Acireale che qui approfitta della porta vuota, del power play tentato dal Cus e tripletta personale per Lombardo che fa scorrere i titoli di coda sulla partita. Vince 1-5 il Drago Acireale, ancora KO il Cus. Da Sportisili è tutto, alla prossima.